Grazie Presidente. Se dovessi sintetizzare questo pseudo decreto, mi basterebbe dire che si tratta del più confuso prodotto di un governicchio senza idee nelle mani di lobby e faccendieri. Lo dico guardando la vergognosa norma che cancella l'inquinamento nelle basi militari per arrivare ai regali di qua e di là ad amici e amichetti che vivono di furti sulla cosiddetta green economy. Cercherò in maniera puntuale di intervenire su questioni di merito, ma non posso sottrarmi invece da una considerazione che alcuni colleghi hanno già fatto, ma che hanno fatto sottovoce. Le malefatte di questo decreto, infatti, sono tali che devono restare una per una ai verbali di quest'Aula parlamentare. La prima questione è macroscopica, sulla quale la Camera dei Deputati, la Presidenza innanzitutto, avrebbe avuto il dovere, anzi aggiungo l'obbligo, di intervenire in maniera decisa e senza se e senza ma. Questo è un decreto incostituzionale alla radice. Questo è un decreto legge disciplinato dall'articolo 77 della Costituzione, come tutti noi sappiamo, ed è esplicitato dall'articolo 15 al comma terzo della legge 400, che dice che si tratta di decreto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. E non basta fare un elenco per titolo di tutti gli argomenti per giustificare una decretazione che è definita straordinaria e d'urgenza. Questi due capisaldi, necessità straordinaria ed urgenza, sono elementi che non possono essere in alcun modo sottaciuti e che aveva l'obbligo la Presidenza della Camera, ma ancor prima il Presidente del Consiglio dei Ministri e ancora più in alto il Presidente della Repubblica di fermare prima di creare un vulnus davvero insostenibile. Stiamo trasformando i decreti legge, anzi sta questo governo, trasformando i decreti legge in burletta da ricovero coatto. Perché se una persona normale, fuori da quest'Aula, esamina gli argomenti posti in essere come urgenti in un decreto legge, sicuramente se è medico chiede il coadiuvo di un altro e dispone il ricovero coatto di chi l'ha predisposto. Come fa un governo che si ammanta di efficienza e di lungimiranza a predisporre un decreto che ha l'ardire di ritenere omogenee materie che hanno in comune solo quello di non avere niente in comune? Solo un Presidente del Consiglio come Renzi, con la sua spocchia, col suo atteggiamento, poteva mettere insieme un decreto che si occupa di topi, non me ne abbiano le nutrie, di cani, di mozzarelle di bufala, per sconfinare nei pneumatici e nella terra dei fuochi. Questo è il decreto della competitività, si è detto. Sì, in effetti c'è la competitività tra i roditori, quelli che aggrediscono le finanze dello Stato, e i topi, le nutrie, che sono disciplinate all'articolo 11 di un decreto d'urgenza e di straordinaria necessità. In questo decreto si disciplina che cosa bisogna fare per contrastare o per tutelare la nutria. Un topo gigante è scritto negli annali. O la competitività, c'è scritto anche questo, tra i cinghiali e il cacciatore. È disciplinato in questo decreto d'urgenza e di straordinaria necessità che ai cacciatori che vanno a caccia grossa dai monti di Armungia per arrivare a quelli del nord Italia, prevedendo non più di 5 cartucce per fucile, così come disciplinato all'articolo 16. Ecco, onorevoli colleghi, in uno Stato di diritto, in uno Stato che ha una Costituzione, che ha norme di rango costituzionale che dovrebbero essere inattaccabili, questo decreto avrebbe fatto la fine di un qualsiasi rifiuto cartaceo, un'ecoballa. I computer del Quirinale avrebbero dovuto contrassegnare questo come spam, come irriconoscibile e irricevibile. E invece sul colle più alto ormai non si legge più o si chiudono gli occhi. Come può un capo dello Stato firmare un decreto d'urgenza sulla omogeneità
tra i topi, sulla mozzarella di bufala, sui cinghiali, sui regali agli speculatori dell'eolico e del fotovoltaico? Come può un capo dello Stato consentire che tutto questo avvenga? E come può un Presidente del Consiglio dei Ministri non tener conto anche del ridicolo quando mette e fa passare un decreto legge d'urgenza dai topi allo scandalo, per esempio, dell'inquinamento sulle basi militari in Sardegna? Tutto questo però non è casuale. Aver messo insieme le questioni dei siti nucleari, quella dei topi e dei cinghiali, con l'eolico e il fotovoltaico non è casuale. Renzi non è il Presidente del Consiglio dei Ministri delle nutrie e nemmeno delle mozzarelle di bufala, semmai delle bufale. Renzi è il Presidente del Consiglio dei Ministri dei poteri forti, di un altro tipo di roditori, per essere più chiari, di quei roditori che hanno messo sotto attacco il sistema del diritto in questo Paese. È un governo talmente inconsistente sul piano politico e su quello di governo che in questo decreto i padroni dell'energia e i produttori e consumatori di armi la fanno da padrone. E non mi soffermerò su tutte le questioni che sono state messe alla base di questo decreto, le tantissime, i colleghi li hanno già richiamate una per una, non mi voglio soffermare su tutte, ma su due in particolar modo. Il primo è quello che avete disciplinato all'articolo 13, un vero e proprio golpe di Stato, che vede insieme il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, che hanno stabilito che in Sardegna l'esercito, dalla Nato a tutti gli eserciti del mondo, hanno inquinato con uranio impoverito e con torio e che in quelle stesse aree non è più accettabile nessun tipo di disinquinamento, di bonifica, perché si utilizza una tabella per fare i condoni e sul piano dell'inquinamento davvero inaccettabile. Questa è l'urgenza. Questa è l'urgenza che aveva il Capo di Stato Maggiore della Difesa di introdurre in questo decreto urgentemente, prima che ci fossero azioni penali rispetto a chi ha autorizzato in quell'area, a scapito dei soldati, dei militari, l'utilizzo di armi sperimentate come quelle con il torio e con l'uranio impoverito, che hanno devastato un'intera porzione della Sardegna, solo a Teulada 7.200 ettari, 35.000 ettari in tutta la Sardegna violate dalle servitù militari. E in realtà tutto questo è avvenuto con il silenzio complice. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa è venuto nella Commissione Difesa della Camera dei Deputati e ha sostenuto che lì non si potevano fare le bonifiche perché c'era un sequestro dell'area. La Procura di Cagliari ha smentito, è venuta qui una sottosegretaria a dire ma in realtà quello che ha detto il Capo di Stato Maggiore della Difesa era un discorso colloquiale in Commissione Difesa e soprattutto si è definito quel sequestro preventivo un sequestro atecnico di quell'area. In realtà però nella stessa comunicazione, ha detto il Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono state trovate tracce di torio nell'area colpi di Teulada. E allora perché si fa un decreto? Perché si fa con urgenza e straordinaria necessità un decreto per consentire la trasformazione di quelle aree in aree industriali, dove l'inquinamento può avere soglie molto più elevate, moltiplicate all'ennesima potenza. Avete scambiato anche voi, come tanti altri governi che vi hanno preceduto, la Sardegna come terra di nessuno. Terra dove si può fare tutto, dove si possono utilizzare 35.000 ettari di straordinario paesaggio naturalistico, ambientale, per scaraventare i colpi di missili, di mortai di tutti gli eserciti che arrivano in quell'area, per cancellare isolotti che vengono presi di mira e bombardati da terra, da mare e dall'aria, che vengono modificate le linee geografiche e morfologiche di quell'area della Sardegna. Ebbene, oggi vi presentate con un decreto che vuole sostanzialmente consolidare il concetto di terra di nessuno, così come è successo ieri. E colgo l'occasione per segnalare anche alla Presidenza quello che è successo ieri in Sardegna, dove l'esercito
armato di motovedette insieme alla Guardia Costiera, ha fatto allontanare dalle spiagge più belle di quella costa centinaia e centinaia di turisti, perché quelle sono spiagge vietate, violate e violentate dall'esercito. Sono violentate dagli eserciti del mondo che vanno lì, in quelle spiagge, a conficcare missili, così come si può vedere dalle immagini che sono facilmente ritrovabili in tutti i motori di ricerca. Ebbene, perché sono vietate? Perché dice ieri con un ridicolo comunicato stampa il comando della difesa, sono aree che mettono a rischio, a repentaglio chiunque le frequenti. E perché le mettono a rischio? Perché non si sono fatte dal 1954 ad oggi nessun tipo di bonifica. Lo Stato utilizza quella terra di nessuno per consumare armi. Tutti sanno che lì non si fanno esercitazioni, tutti sanno nel sistema degli armamenti che lì si consumano armi, che lì dentro c'è un consumo di armi funzionali ai produttori di armi che utilizzano quell'area per sperimentare le più criminali armi di guerra, armi che lo Stato italiano non può utilizzare, perché il nostro Paese ha una regola costituzionale che gli impedisce di andare in guerra e che gli impedisce di utilizzare quel tipo di munizioni e di missili che vengono utilizzati. E poi capita, per esempio, che qualcuno pianifichi anche l'arrivo dei missili che vengono utilizzati in questi giorni nel conflitto israeliano-palestinese, che vengono sperimentati in Sardegna. C'è l'indignazione generale. Ma l'indignazione generale deve essere a monte dell'utilizzo di una porzione della nostra terra, di quella che può essere considerata terra d'Italia secondo alcuni e secondo me terra di Sardegna, che non può essere certamente violentata in quel modo. Una cacciata militare, quella di ieri, vergognosa, indegna, che ha visto un dispiegamento mediatico, comunicazionale del Ministero della Difesa davvero scandaloso. E lì i missili piazzati e oggi qui, in questa Camera, a chiedere di condonare quell'inquinamento che preclude e che vieta quelle spiagge alla Sardegna, ai sardi, all'universo mondo di un patrimonio naturalistico straordinario. Ma se c'è torio, per quale motivo bisogna condonare? Per quale motivo bisogna nascondere questo inquinamento di Stato? E non invece prendere atto di quello che è successo, di quello che è stato e davvero dare la possibilità a una terra come la Sardegna di avere delle risposte puntuali. Sul piano delle bonifiche, innanzitutto, e della riconversione. Perché non è pensabile che la Sardegna abbia il 65% delle basi militari italiane allocate nei suoi propri territori. Non è pensabile. Ed è immorale che la conferenza presieduta dal ministro Pinotti abbia portato a un ridicolo mancato accordo con la Regione Sardegna, erano già d'accordo per non firmare, ma che nel contempo consente a settembre di far ripartire, come se niente fosse accaduto, quelle esercitazioni militari a inquinare, a devastare l'ambiente, soltanto per fare un regalo alle lobby che producono armi nel nostro Paese, armi che dimostrato sono e contengono uranio impoverito e torio, cioè materiali radioattivi che provocano e hanno generato malattie mortali per decine e decine di militari del nostro Paese. Tutto questo non può essere sottaciuto. Se questo governo del decreto delle nutrie e dei roditori vuole consentire ancora ai roditori che utilizzano quelle aree per consumare denaro pubblico, per consumare armi, lo facciano pure, ma noi abbiamo il dovere di denunciarlo e di denunciarlo in quest'Aula parlamentare, ben sapendo che tutto questo non può essere tollerato e che la Procura della Repubblica ha il dovere di intervenire rapidamente, non congegnare azioni di bonifica. La Procura della Repubblica, se c'è inquinamento, se c'è distruzione ambientale,
ha il compito, rispetto al 733 bis del codice penale, di intervenire per disastro ambientale, perseguire il reato e arrivare anche alla causa civile per il risarcimento danni per quel territorio che è stato violentato appunto da molti decenni di utilizzo delle basi militari. E questo è un tema che non può essere sottaciuto. Lo si fa ad agosto, non è un caso. In tutti i casi in cui la Sardegna è stata depredata dalla chiusura delle attività minerarie per arrivare alla petrolchimica, il mese di agosto è quello principe, perché tutti sono in vacanza, perché si pensa che il silenzio dei media possa consentire di far passare scandali come quello che oggi voi vi accingete a proporre per giunta apponendo la fiducia. Si dirà, ma abbiamo introdotto la lettera A che consente di avere un range su cui consentire la valutazione del grado di condono. Ridicolo. Aver detto al Ministero della Difesa, perché così è scritto, con uno o più decreti del Ministero della Difesa viene disciplinato il nulla osta all'esercizio di impianti di trattamento e di disinquinamento, cioè lo fa il Ministero della Difesa. E il Ministero dell'Ambiente dove è finito? Abbiamo commissariato anche il Ministero dell'Ambiente. Si occupa di disinquinamento il Ministero della Difesa che lo fa con più decreti. E lo fa, avete scritto inizialmente, applicando la colonna B, che era quella delle aree industriali, quindi con una soglia elevatissima sul piano appunto degli elementi inquinanti. E poi avete detto, cercando un ridicolo accordo in commissione, mettiamo anche la lettera A. E quindi vuol dire che sostanzialmente la difesa dovrà scegliere. Se c'è molto inquinamento, applica la tabella B, cioè del massimo inquinamento possibile. Se c'è poco inquinamento, applica la tabella A, dove c'è previsto il poco inquinamento. Quindi un decreto fatto ad uso e consumo di coloro che da inquinatori diventano controllori e controllati. Tutto questo è immorale e assolutamente inaccettabile. Così come è inaccettabile l'ennesimo regalo che viene fatto a coloro che si definiscono i padroni dell'energia in Sardegna. Una giunta regionale inadeguata ad affrontare questioni importanti ha trovato la giusta accondiscendenza nel Ministero dello Sviluppo Economico, che non solo per 2 anni nella figura di continuità, lo vedo qui presente, quindi a lui mi riferisco, 2 anni di continuità non sono riusciti a risolvere, affrontare, dare un indirizzo sulla partita energetica che avrebbe consentito a un'attività importante, strategico nazionale come quella dell'alluminio primario, di avere energia a pari degli altri smelter europei. E mi riferisco all'alluminio primario. Alluminio primario che è stato chiuso perché in Italia, così come in Sardegna, vi è un divario energetico rispetto ad altre realtà, cito per esempio quella dell'Alcoa in Spagna, dove l'Endesa, controllata dall'Enel, applica contratti bilaterali che qui in Italia per 2 anni il governo, prima Monti, poi Letta e ora Renzi, dicono che è assolutamente impercorribile. Prima ci hanno detto che l'Enel è un SPA, non si può in alcun modo chiamare in causa l'Enel, non bisogna interferire. Ed oggi, nel memorandum, dopo 2 anni di ritardi che viene predisposto, si stabilisce che il primo punto è l'accordo bilaterale. Certo, si stabilisce oggi, con 2 anni di ritardi, per tentare di mettere in Sardegna un'altra servitù. Questa volta di Arundo Donex, per i poco addetti ai lavori di canne comuni. Vogliono realizzare nell'area del Sulcis 5.000 campi di calcio di canne, le stesse canne che in California e in molti altri paesi del mondo sono state e si combattono con l'esercito, perché sono piante invasive, gramignacee, che hanno la bontà di distruggere per sempre i terreni di quel territorio. E si va a negoziare, e lo voglio dire in quest'Aula, quei terreni con gli agricoltori, incontrando anche con associazioni agricole, fortunatamente gli agricoltori appaiono più lungimiranti di quanto si possa pensare, insieme a alcuni signori della società Mossi Ghisolfi, che inavvertitamente lascia i biglietti da visita dove passa,
che, a parte i precedenti che poi vedremo nei prossimi giorni, risulta essere questa Mossa Ghisolfi anche stranamente tra i finanziatori delle campagne elettorali del Presidente del Consiglio dei Ministri. E tutto questo è immorale. Tutto questo è inaccettabile, perché se una terra ha difficoltà, come ha difficoltà il Sulcis, non si può trattare la Sardegna come terra di nessuno dove impiantare qualcosa soltanto per consentire la speculazione degli incentivi, tanti incentivi che anche qui vengono riprodotti, vengono riproposti. E in questo decreto non solo non si affronta la questione che è stata messa in tanti verbali, mi domando, ma i lavoratori dell'Alcoa che hanno sentito questi verbali ripetutamente enunciati dal Ministero dello Sviluppo Economico in cui affronteremo la questione energetica anche con atti sulla superinterrompibilità, sull'interconnector, su tutti elementi virtuali per la concessione di un costo elettrico. E dove sono? Non ce n'è uno. C'è spazio per le nutrie, per le 5 pallottole per i cinghiali e non c'è spazio per l'interconnector, per la superinterrompibilità, per la proroga. E dice, ma non l'abbiamo concordata con l'Unione Europea. Ma quanto tempo ci vuole per concordarla? In realtà voi sapete benissimo che quella concessione l'avete voi stessi smentita con una comunicazione di Terna alla Commissione Europea in cui dite che non vi è più bisogno del provvedimento di interrompibilità. E non è un caso che all'articolo 23 abbiate fatto aggiungere in maniera surrettizia, subdola al Senato, un altro di quegli elementi di tale discriminazione territoriale che grida vendetta. Vendetta politica, almeno quella che io posso permettermi di fare, denunciando quello che è avvenuto. Al comma 3 bis dell'articolo 23 si scrive che la Sardegna non è più macrozona e che non c'è più il riconoscimento delle centrali essenziali, e cioè della capacità di produrre, di essere economicamente sostenibili anche qualora non vi sia la possibilità appunto di gestirle. E per quale motivo invece sono tutte gestibili in Sicilia? Qual è la differenza tra la Sicilia e la Sardegna? Perché qui c'è scritto fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kW sorgente Rizziconi tra Sicilia e continente, degli altri interventi finalizzati a significativo incremento della capacità, tutte le centrali di potenza superiore ai 50 MW ubicate in Sicilia sono con il criterio di essenzialità. E perché non in Sardegna? In Sardegna è una regione insulare? È pari alla Sicilia? No, è molto diversa perché è una regione insulare ed ultraperiferica, è una regione che ha caratteristiche elettriche che avevano bisogno di una loro autonomia anche sul prezzo, considerato che in questi periodi si stavano spuntando anche prezzi di importanza strategica. Ma la Sicilia ha il metano. Si è dimenticati che in tutti i precedenti provvedimenti energetici la finalizzazione era quella alla realizzazione del metanodotto tra Algeria, Sardegna e Europa. E sarebbe bastato poco aggiungere qui fino all'entrata in esercizio del metanodotto. E invece solo per la Sicilia. Potere contrattuale diverso, direte. Sì, ma in una terra dove si considera una regione terra di nessuno, questi provvedimenti possono rischiare di incendiare un sentire comune che può avere ripercussioni ben più gravi di quelle che si possono immaginare. Ebbene, questo è un decreto che appunto nega tutto questo. È un decreto che va a chiudere, per esempio, la realtà produttiva di Ottana, la centrale di Ottana di un gruppo privato che è stata tenuta in piedi grazie a un intervento dello Stato, quello della riqualificazione dei poli chimici del 2003, oggi con la cancellazione della essenzialità va a perdere qualsiasi tipo di funzione. Certo, direte, ma questo colpisce anche Enel e E.ON. Certo, Enel se non frega in Sardegna, frega da qualche altra parte quello che teoricamente perde, ma in realtà l'Enel è abituata ai giochi di prestigio, governando di fatto anche Terna attraverso la propria autonomia che voi gli riconoscete ma che sostanzialmente non esercita. E dall'altra avete messo anche in condizioni, per esempio E.ON a Porto Torres, di chiudere definitivamente perché sarà impossibile mettere in vendita quella centrale che prevedeva la costruzione di 2 nuovi gruppi
che oggi di fatto senza l'essenzialità non potranno essere ricollocati sul mercato. Questo è un decreto legge per roditori, dalle nutrie a coloro che vogliono sostanzialmente ancora una volta utilizzare la Sardegna come terra di conquista. Questo noi non lo possiamo consentire, io non interverrò nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia che sicuramente metterete, però il mio è un voto contrario a nome di tanti sardi liberi che credono che questo governo e il Presidente della Repubblica avessero il dovere di guardare la Sardegna con altro rispetto, con altra dignità.